Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, raccomandando Veneziano, siamo in Cina, seconda tappa del mondiale, siamo al 17esimo in griglia, non ho comprato pezzi di ricambio, non ho aggiornato niente, quindi proprio faccio vedere se, come si dice, se sviluppo pezzi o se compro power unit, cambi, robe così. Siamo al 17esimo, quindi volevo tenere la posizione in griglia, vediamo insomma, tempo previsto come per Melbourne, fatalità, tutto nuvoloso. Raga, andiamo, Gran Premio di Cina. Speriamo di fare un po' meglio rispetto al 16esimo posto. Vai raga, Melbourne. Dobbiamo far bene, fioi. E si parte Gran Premio di Cina, perché voglio migliorare il 16esimo posto della gara scorsa e lottare un po' di più. Sto all'esterno però. È meglio stare all'esterno in Cina. Ocio. Ocio. Piano, piano, vai, c'è molta bagarre come sempre. E siamo 15esimi. Very good, Kuma, very good. Grazie. Quando sfruttare la Cina è una gara favorevole possiamo fare bene. Deve ancora arrivare la livrea della Williams appena arriva la scarico da Race Department. 11esimi, vaffanculo. In Cina il Kuma vuole dimostrare di esserci. Occhio, stiamo sempre attenti, la power unit. Vabbè, ancora messa bene. Staccatona della vita, ma ancora Ricciardo. Ricciardo tiene la posizione. Almeno stiamo lottando, dai, va bene. Ho fatto bene a tenere la 17esima posizione, anche 3 posizioni in più a volte possono aiutare. Adesso qua mi svernicia Grosjean. Il Kuma prova un esterno difficile. Ma ce la fa, bravissimo Kuma, rimaniamo 11esimi, molto good. Primo giro andato. Miscela standard, non possiamo sprecare troppa power unit. Questa è una curva che se presa bene mi può regalare soddisfazioni. No, attenzione, eccola là. Merda. Proviamo l'interno, devo cambiare, non voglio assolutamente cambiare alettone, no. Porca puttana, però non ci voleva questa. Bisogna prendere le misure ragazzi, bisogna prendere le misure. Sento qualche differenza, la sento però, Cioè, se entrasse una safety car magari. Ok raga, ok. Stiamo stabilizzando all'11esimo posto. Abbiamo il Grosjean dietro che è chiaramente più veloce. Attenzione, proviamo di superarlo. Ok, superiamo con, ma no, Grosjean che ci ha preso la posizione. Che dura raga, le dura. Torniamo a standard. Adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Va bene. No! Mamma mia. Che dura ragazzi, che dura. Concentrazione massimale per Veneziano, una delle più massimali signori.
Non ci voleva proprio l'alettone danneggiato, miseria ladra. Già faccio fatica a guidare bene. Quell'alettone che ha preso così, che cazzo però. Il problema è che in rettilineo mi può sverniciare chiunque, anche la Sauber. Sto tenendo un po' di più però. Miscela grassa in rettilineo. Attenzione Ocon. Tenta all'esterno. E il Cume si ripiglia a position. Finora poca bagarre purtroppo. Attenzione Ocon ci risupera. Mamma mia, sta McLaren fa cagare. Attenzione anche la Renault. Qua sbagliamo anche male. Ho perso 3 posizioni così. Quella mescola più veloce, migliore anche. Bene. Belle soddisfazioni queste. Buon sorpasso. Sì, ma troppa fatica ragazzi, troppa fatica con una mescola più veloce. Per fortuna non abbiamo ancora perso tanto dai primi, dai, almeno quello. Vabbè, le prime gare saranno così ragazzi, calma e gesso. Però stare dietro a Palmer no, cazzo. Comunque Alonso è indietrissimo, quindi questo fa capire come la McLaren è veramente una scuderia di merda. Ok, anche non gli RS. Sì, vabbè, ma si supera chiunque, fioi. Si supera veramente chiunque. Gomme. Siamo ai box ragazzi. Mamma mia che dura, fioi. Cioè, non so che dire. Faccio una fatica immensa. Vai. Siamo 18esimi. Con Alonso 19esimo comunque, quindi questa è la dimostrazione che la macchina proprio non c'è ancora, dai. Mi consola un po' sta cosa. Ok, abbiamo Alfonso dietro. Dobbiamo stare un po' addirittura in miscela magra. Vabbè. La Power Unit ancora c'è. E se dobbiamo finire la gara, fioi. Finora nessun ritiro. Anche questa gara tranquilla, ma come all'inizio dell'anno scorso. La prima stagione, le prime 6-7 gare fino in Canada, tranquille, poi è iniziato il disastro. Sarà così anche quest'anno? Lo scopriremo solo giocando. Questa McLaren è veramente poca roba, questa è la nostra sfida, vediamo di portarla il più in alto possibile. E adesso Alonso chiaramente può usare il DRS. Se lo risuperiamo almeno questo. Attenzione, attenzione. Non è successo niente. No, un ritiro, Ericsson. Ritiro per Marcus.
come sfrutta il fatto che ha le gomme più calde, ancora le gomme fredde, Kiat, e il Cume se lo pappa. 15esimi. Voglio migliorare il 16esimo posto almeno. Comunque Ericsson è ancora ai box, cioè ancora fermo, ritirato. Vediamo se entrerà qualcosa, o se ci sarà la virtual o la safety car, non sembra. Non sembra entrare nulla. Distacco dall'auto davanti, 3,3 secondi. Ok, abbiamo un po' di... ok, abbiamo 0,25 di benzina. Andiamo di standard. Chiaramente adesso Kiat può fare un boccone del Cume. Anzi, tutti e due, anche Hülkenberg, solo Alonso indietro. Finché riesco, io me li supero. Così, è l'unica. Tanto hanno rimosso la vettura dello svedese. Gara difficile però anche questa. Facciamo ancora tanta e tanta fatica. Speriamo che gli aggiornamenti devono andare a buon fine gli aggiornamenti, perché sennò sono dolori, scusate ragazzi, ma anche parlare non è facile. Ok, le gomme ci sono, power unit ancora c'è. Spero di farla durare almeno 3 gare. Almeno 3 gare se possibile. Ok. Stroll ha dei problemi, è un ingegnere, quindi forse almeno lui riusciamo a beccarlo. Anche questa gara difficile, fioi, mamma mia. Alonso comunque si è ritirato, quindi Alonso ed Ericsson ritirati, però con il ritiro di Alonso aumenta la mia stima che non è colpa mia se facciamo così cagare. E niente ragazzi, questo è quanto al Gran Premio di China. Malettone è sempre un po' andato. La power unit, a parte il motore a combustione interna, ancora c'è, forse 3 gare riesco a farle. Comunque delusione per Alonso. La McLaren sarà durissima, non sta la McLaren ragazzi ridotta così, cioè non... It's incredible. 14 lunghissimi secondi da Hülkenberg, purtroppo serve il bagarotto che non arriva. Non c'è il bagarotto, serve una safety car. Si vede che Stroll ha problemi comunque, Solo che siamo lontanissimi dalla vetta, quindi per il momento pochi colpi di scena ragazzi. Anche per questo taglio molto, perché se non ci sono cose da vedere, insomma, chi se ne frega. Andiamo un po' lunghi. Vabbè. Dai, fioi, dai. Merda. Tanto anche Verlaine supera Stroll che ha veramente grossi problemi. Il distacco è 15,8 secondi. Almeno finire meglio rispetto a Melbourne, da 16esimi a 15esimi, piano piano. Prima o poi arriverà anche il mio momento.
sufficienza per altri 5 giri. Mi fa piacere. Ok. Almeno abbiamo margine nel Soverline. Beh, finché stiamo in obiettivo scuderia, stiamo davanti ad Alfonso, io sono contento. Questo è quello che devo fare per il momento. Ok. Siamo doppiati, comunque si è ritirato anche Palmer, siamo 14esimi, questa è una buona cosa. Pian pianino raga, pian pianino. Attenzione a Stroll che rompe i maroni. Cazzo, non dobbiamo perdere la posizione. Ok. Il motore leggermente usurato girerà a potenza ridotta. Merda, è vero? Sì. Purtroppo è così. Siamo al 50%. Attenzione. Lungo, ma teniamo. Andiamo di miscela grassa adesso. Qui c'è il ritirino pericolosissimo. Se mi supera chiaramente Lance Stroll. Devo riprendermela però. Vince Raikkonen intanto. Attenzione che sport... Ah, ce la fa. La merdaccia di Stroll ce la fa. Sì. Ci resta abbastanza carburante. 15esimo. Vabbè, peccato. La gara, ci vediamo nel parco chiuso. Stiamo in obiettivo però ragazzi, che fatica. Ancora 0 punti per la McLaren Honda. Vince la Ferrari, arriva bene, ciao fiori. Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte nel mondo. Le bandiere con il cavallino rampante sono ovunque. Complimenti. Dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Classifiche, vediamo al comando. Raikkonen, secondo Hamilton, complimenti. Costruttori, Mercedes davanti. McLaren e Sauber, le uniche... Sì, anche Toro Rosso. Sì, Sauber e McLaren, 0 punti. Ok raga, un saluto dal comandante veneziano. Nella prossima gara ho gli aggiornamenti del motore. Speriamo bene. Ciao!